Nuova questa. Io le senti la musica, capito? Ah, questa è nuova, è bella questa musica. Adesso mi sono distratta. Brava, lo sapevo Ti che parlava piace, bene così. Sei bravissima. Ma che c'entrano quelli che erano schiavi che mi hanno dato? Ah, mi sono dimenticata completamente, ma sai adesso, siccome questa musica qui mi piace molto, adesso io non so. No, perché dovevamo ballare. Dovevamo ballare. Adesso tu devi stare attento. Perché io posso arrivare anche d'improvviso, no? All'improvviso io posso fare invece di ballare. E mi distraggo. Allora no, invece all'improvviso io a 1, 2, 3 posso anche darti lo schiaffone. Stai ben attento, Tu lo devi schivare, tu devi abbassarti. Io abbasso. Bella questa musica. Oh, beh, straordinario, sono completamente a 1, 2, 3. A 1, 2, 3. E chi fare 2 cose? No, scusa. Luca, allora 1, 2, 3, stai ben attento, a 3, io ti do lo schiaffo. D'accordo. Allora, 1, 2, stai ben attento, Guarda, può arrivare quando? Non si sa mai quando arriva! Guarda che ti può arrivare da un momento all'altro! 1, 2, 2 e 3! Monica, io non ho capito questa storia perché nel tempo 1, 2, fatemi un secondo e spieghi come funziona. Beh, ma è bella questa, Quando mi ricapita a me? Sì. Io adesso ballo subito, non mi porto mai a ballare, mai, Non mi porto mai a ballare, perché al night non ci posso andare se non mi fotografano. Io approfitto. È già ora? Allora siamo in onda, benissimo. Ciao Renzo, sono qua, come puoi vedere devo fare questa inchiesta sui travoltini. E mi sembra adesso, ma è ancora chiaro a Milano, non ho capito, com'è non è ancora pronto? Anch'io non sono pronta. Comunque aspetta un attimo che ne ho visto uno da qualche parte. E adesso, sì, eccolo là, non è molto, non mi sembra tanto. Beh, però... Alla domenica pomeriggio, viva la domenica pomeriggio, viva la domenica pomeriggio, peccato che domani sia lunedì. Alright ragazzi, tutti in pista e come on, dance, dance, dance. Comunque, per cercare di fare il punto su questo fenomeno già altra volta, ecco, il dietrologo è il professor Roberto D'Agostino. Ecco, questo fenomeno del travoltismo, professor D'Agostino, come si colloca? Io la ringrazio prima di tutto che lei mi ponga questa domanda, giovanotto. In modo, questo travoltismo è solamente corruzione dei costumi, secondo me. È una sindrome da basso medioevo senza sesso, senza lussurie, giovanotto.
perché tanti ragazzi imitano Travolta, secondo lei? Lei che sa quello che c'è dietro, il dietrologo. Vedo una crisi di costume soprattutto da parte di questi ragazzi che hanno perso il sole dall'avvenire, hanno perso il sole di tutto, è rimasto unicamente un'alba così smorta, senza senso. Vabbè.